La quarantena per i vaccinati va rivista, così il presidente Luca Zaia da Marghera, e il generale Figliuolo apre all'ipotesi: possiamo ancora evitare l'arancione, dice il governatore, dipende solo da noi. Duplice studio dell'Istituto Zooprofilattico sulla variante Omicron, che in Veneto ha un'incidenza di oltre l'8% e diventerà prevalente a febbraio. La buona notizia è che il vaccino copre anche questa variante. Un anno fa in Veneto l'arrivo delle prime scorte di vaccino anti-Covid e l'avvio della campagna, una data storica per la lotta alla pandemia. Da allora a oggi somministrati quasi 9 milioni di dosi. Auto con 4 amici a bordo fuori strada nella notte a Villorba, nel Trevigiano, morta una ragazza di appena 18 anni, feriti gli altri occupanti, alla guida un ventenne negativo all'alcol test. Paura questa mattina a Porto Marghera per la densa e alta nube nera visibile a chilometri di distanza. Il fumo causato da un incendio all'ex Alcoa, subito domato dai vigili del fuoco. Ore di apprensione per l'ex presidente del Venezia e del Palermo Maurizio Zamparini, operato d'urgenza all'ospedale di Udine, è grave, in terapia intensiva. Furto con scalzo nel patronato di San Carlo all'Arcella, il viceparroco avvia una vera e propria indagine con tanto di identikit del ladro. Natale amaro per Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le Stelle che vive a Vigonza, ha scoperto che qualcuno ha sparato al suo cane, il Labrador, ha dei pallini nella zampa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi del Covid in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Questo nel giorno in cui si celebra esattamente un anno di campagna vaccinale in Veneto, con una proposta che arriva direttamente dal governatore Luca Zaia, quella di rivedere le quarantene per i vaccinati, un'ipotesi sulla quale apre a strettissimo giro di posta anche il generale Figliuolo. Sono convinto che se c'è supporto scientifico il tema della quarantena sul vaccinato debba essere assolutamente rivisto. Ok, perfetto, grazie. Però su base scientifica, quindi il CTS si esprima. Rivedere le regole della quarantena per i vaccinati, questa è la richiesta del presidente del Veneto Luca Zaia, alla quale a stretto giro di posta sembra rispondere lo stesso commissario Figliuolo in visita in Piemonte. La riflessione è aperta agli scienziati al lavoro, le parole del generale nei giorni in cui quarantene e isolamenti aumentano vertiginosamente. Personalmente noi saremmo del fatto che, ad esempio, rispetto ai vaccinati la quarantena va via, e dopodiché, ad esempio, anche il tampone di chiusura, abbiamo detto, passati i giorni, eliminare il tampone di chiusura, però capite, l'Italia è lunga e stretta e tutti che hai le sue idee. Chiaramente connessa la partita sul tracciamento, con le lunghe code che si registrano ai Covid Point e relativi disagi, con il Veneto che resta prima regione per test effettuati. Non abbiamo alternative, questa è la risposta, non abbiamo alternative, queste sono le truppe. Io li ringrazio per il gran lavoro che fanno, non li critico perché ci sono le code. Anche per questo il governatore spera in un ulteriore sforzo delle farmacie, chiedendo loro di tenere aperte anche la domenica e di aumentare le scorte di test anche fai da te. Ma ognuno, dice Zaia, è chiamato a fare la propria parte, l'arancione non è ineluttabile. Se i cittadini ci danno una mano, si proteggono, noi non arriviamo all'arancione, questo è chiaro. Per arrivare all'arancione bisogna caricare in ospedale, scusatemi il termine, prendere in carico, ricoverare in ospedale circa 800 persone. Possiamo evitare di infettarne migliaia per non averne 800 in ospedale? Sì, possa andarsi un po' da fare tutti. Misure di precauzione quindi, ma soprattutto vaccinazioni. A un anno dal via ufficiale alla campagna, Zaia lo dice chiaro e tondo. Ancora oggi in terapia intensiva noi abbiamo il 75-80% di non vaccinati, saremmo in zona bianca se non ci fossero. Se noi avessimo tutti con la terza dose, attenzione che ne abbiamo 2 di ricoverati con la terza dose, ma se la sono fatta 2 giorni prima. Ma se noi oggi per ipotesi avessimo tutti la terza dose, non avremo di sicuro questi tassi di ricovero. Il dado per Zaia non è ancora tratto e con la Befana si capirà che inizio anno attende il Veneto. Il 5 gennaio avremo un bilancio di cosa è accaduto a Natale. L'unica cosa che ci fa ben sperare è che il 1,5 milioni di terze dosi fatte comunque hanno blindato un bel po' di popolazione, soprattutto i più anziani.
Intanto è stato diffuso proprio questa mattina da Marghera un duplice studio dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. C'è una cattiva notizia e c'è una buona notizia. La cattiva notizia è che Omicron in Veneto ha un'incidenza dell'8%. La buona notizia è che la terza dose di vaccino funziona anche su questa variante. La Omicron c'è anche in Veneto. Noi abbiamo esaminato per l'Istituto Superiore di Sanità, quindi nell'ambito di uno studio nazionale, 219 campioni e abbiamo trovato 18 casi di variante Omicron. Quindi questo significa l'8,2% dei tamponi che abbiamo sequenziato e quindi insomma possiamo stimare che questa più o meno sia la prevalenza della variante in Veneto. L'incidenza è stata calcolata il 20 dicembre e di questo passo Omicron potrebbe diventare prevalente anche in Veneto da febbraio. Questa è la prospettiva epidemiologica che però si può controbilanciare con un'altra evidenza studiata e certificata dallo stesso Istituto Zooprofilattico, tra i primi a livello nazionale e internazionale a produrre un report sull'efficacia della terza dose nei confronti proprio di Omicron. Ed è risultato evidente che dopo la terza dose la quantità di anticorpi che viene prodotta è sufficiente a garantire la protezione da infezione almeno nel 75% dei soggetti, e questa è un'ottima notizia in quanto ci rassicura che i vaccini esistenti sono ancora molto validi e ci richiama tutti all'ordine. La terza dose va fatta e per quanto mi riguarda anche la prima dose nei bambini va fatta, dato il loro ruolo nel mantenimento dell'infezione. Bambini, dice il virologo, particolarmente vulnerabili di fronte al virus e alle sue varianti, anche quelli già infettati. Abbiamo proprio voluto testare anche le più recenti infezioni di quest'estate, bambini quindi infettati con la variante Delta, che era la dominante ad agosto, e è risultato evidente che la quantità di anticorpi neutralizzanti sia contro la Delta che contro la Omicron è veramente molto bassa e non in grado di proteggere da reinfezione. Più in generale, quanto un'eventuale quarta dose, l'Istituto Zooprofilattico non si sbilancia. Prematuro parlarne, dice Ricci. Non si possono oggi fare previsioni su cosa accadrà, ma possiamo fare previsioni su quello che sta accadendo, che è che la vaccinazione funziona in modo indiscutibile. Questo, dicevamo, a un anno dall'avvio ufficiale della campagna di immunizzazione. Proprio un anno fa, infatti, a Padova l'arrivo delle prime dosi poi distribuite in tutto il Veneto. Una data storica, come ci ricorda e ci racconta la nostra Valentina Visentin. È da poco passata l'alba, scortati da carabinieri ed esercito. Il 27 dicembre 2020, un anno fa, ecco l'arrivo dei primi vaccini Pfizer in azienda ospedaliera a Padova, pronti per essere distribuiti in tutta la regione Veneto. Piccole casse trasportate a bassissima temperatura, un tesoro a cui tutti guardavano con speranza dopo il primo anno durissimo della pandemia. Ad accogliere il prezioso carico Luciano Flora, direttore della Sanità Veneta. Non abbiamo limiti, se arrivano la settimana prossima anche lunedì siamo pronti. Un anno fa l'inizio di una delle più grandi campagne vaccinali di massa della storia. In Veneto la prima a sottoporsi alla somministrazione del siero anti-Covid è Alice Soldà, infermiera del pronto soccorso di Schiavonia, l'ospedale simbolo da dove tutto ebbe inizio il 20 febbraio 2020. Emozionata, piena di speranza, Alice, come tutto il personale medico che per primo venne vaccinato, seguito da forze dell'ordine e insegnanti. A febbraio l'inizio con la popolazione anziana. Prego. Ci siamo visti prima, no? Poi gli adulti, i giovani, gli adolescenti e a metà dicembre anche i bambini. Come ti chiami? Monica. Monica, ciao Monica. Io sono il vaccinando.
In 12 mesi in Veneto sono state somministrate più di 8.900.000 dosi, 3.969.932 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale e 1.529.646 hanno ricevuto anche la terza dose. La popolazione residente coperta con una dose insieme a quella prenotata è dell'87,1%. La fascia d'età più vaccinata è quella degli over 80. L'USL con la percentuale più alta di cittadini vaccinati è l'USL Polesana con l'80,5%, ma è l'USL di Padova con 927.111 dosi ad aver somministrato più vaccini. Insomma, uno sforzo senza precedenti, eppure qualcuno sembra dimenticarsene, come possiamo capire da questo racconto, da questo fatto di cronaca che arriva da Cortina. Stavano festeggiando in barba alle normative anti-Covid, riuniti in una sala e senza mascherina, ad interrompere il brindisi in un hotel 4 stelle nel centro di Cortina, i carabinieri che hanno bussato alla porta dell'albergo per un controllo. Mai si sarebbero aspettati gli uomini dell'Arma di trovarsi di fronte ad una massiva violazione delle normative anti-Covid-19. Tranquillamente fra calici di vino e risate, i clienti si trovavano insieme nel pieno di un assembramento e fra l'altro senza dispositivi di protezione. Controllati uno ad uno i clienti sono stati multati, 6 le sanzioni ai turisti ed una al titolare dell'hotel. Se non fosse grave la situazione pandemica sarebbe anche ironico quello che è accaduto poco dopo l'irruzione dei carabinieri. 2 persone, fra l'altro già contravvenzionate, sono uscite dall'hotel, hanno preso la macchina e si sono velocemente allontanati. Una fuga inspiegabile, l'automobilista, un americano, ha pure imboccato la pista ciclabile del centro cittadino nonostante ci fosse un cartello di divieto di accesso ai veicoli motorizzati. I carabinieri hanno raggiunto l'uomo e lo hanno bloccato ed hanno proceduto all'alcol test. Il guidatore è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,28. Insomma, una vacanza che l'americano non dimenticherà così presto, perché oltre alla sanzione per la violazione anti-Covid gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Intanto continuano serrati i controlli da parte delle forze dell'ordine per far rispettare le normative anti-Covid fondamentali per cercare di arginare questa nuova ondata pandemica. Cordoglio nel Miranese, siamo nel veneziano per la scomparsa a 51 anni di Massimo Gallo, morto di Covid dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Milano. Non era vaccinato. Gallo, che soffriva di diabete, lavorava in un grande parcheggio di Padova, era molto conosciuto per il suo 25ennale impegno sportivo, prima come calciatore, poi come allenatore, tra l'altro per aver fondato la pagina Facebook 6 di Milano Se. Cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca di Milano, Maria Rosa Pavanello, che 4 anni fa aveva celebrato il suo matrimonio. La cronaca ci porta a Villorba, nel Trevigiano, per l'ennesima sciagura sulle strade, a morire una 18enne. Carlotta era luce per tutti. Queste le parole strazianti di Roberto De Rossi, padre della giovane 18enne di Fontane, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale questa notte a Villorba. Era l'1:30 circa quando Carlotta e altri 3 amici a bordo di una Ford Fiesta rientravano da una festa percorrendo nella notte via Trieste. Mancavano 200 metri a via Po, arrivo e casa di Carlotta, quando l'auto, forse a causa di un malore improvviso del conducente, esce di strada schiantandosi nel fossato e carambolando nuovamente nella carreggiata. Ed è proprio in questo momento, nell'attimo violento dell'impatto, che la ragazza, seduta nel sedile posteriore dell'auto, viene sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo nelle acque gelide. E gli amici, 2 ventenni e una 19enne, rimasti lievemente feriti nell'impatto, liberati dalle lamiere dell'auto, si sono precipitati nel fossato per farla respirare in attesa del suo M118. Ma per Carlotta nulla da fare. Alla guida dell'auto Marco Dussin, falegname ventenne e nipote dell'assessore lavori pubblici del comune di Villorba, Alessandro Dussin. Il giovane conducente, dopo l'incidente, è risultato negativo al test alcolemico e al suo carico la procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Conosco i genitori di Marco e mi dispiace tantissimo.
Non ho parole. E nessuno ha parole a Villorba, una tragedia che ha portato con sé un silenzio lacerante. Tutti nella piccola frazione di Fontane conoscevano Carlotta e del padre Roberto, infatti, il panificio in piazza Cadorna dietro la chiesa Fontane, dove durante le vacanze scolastiche la giovane figlia andava ad aiutare i genitori con qualche lavoretto dietro il bancone. E tra queste strade, bar e piazze sono tanti i ricordi di Carlotta. Io me ricordo piano piano negli anni che cresceva, che diventava sempre più grande. Un periodo quando era un po' più ragazzina venivo qua con le sue amichette, venivo a prendere sempre il bere qualcosa. L'ho vista crescersi e poi un grande amicizia anche con i genitori e tutto quanto. Veramente sono rimasto proprio non male, stramale. Una ragazza dalla porta accanto, semplice e solare, faceva parte di gruppi parrocchiali della città ed era appassionata di moda, ma soprattutto Carlotta contagiava tutti con il suo sorriso, come ricorda il padre, pieno di amore e di luce. E c'è stato un grave incidente questo pomeriggio a Miane, siamo sempre nel Trevigiano. Una donna di 52 anni è stata schiacciata, è rimasta schiacciata da un trattorino nella sua abitazione, accaduto in via Casale. Secondo una prima ricostruzione il cognato stava guidando il mezzo agricolo per trasportare della legna. A un tratto si è verificato un problema con la frizione, il trattore ha travolto in retromarcia la donna, che è rimasta intrappolata fra il mezzo e la porta della legnaia. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, è stato allertato il suo M118, la 52enne è stata così trasportata con l'elicottero in ospedale a Treviso, sul posto anche i carabinieri della stazione di Colle San Martino. Sempre per la cronaca, hanno aggredito e rapinato dei loro coetanei in una discoteca, ma sono stati individuati e arrestati. Si tratta di 8 giovanissimi tra i 18 e i 20 anni, uno di loro è minorenne, avvenuto in un locale notturno frequentato da giovani e adolescenti nella zona industriale di Verona. Secondo l'accusa, gli arrestati hanno tentato di mettere a segno diversi furti di telefonini e cellulari e per riuscire nell'intento hanno anche picchiato le loro vittime. A chiedere l'intervento della polizia è stata una delle vittime. Sempre per la cronaca, ma nel veneziano, per la paura questa mattina attorno all'incendio che è scoppiato a Porto Marghera. Le alte lingue di fuoco dentro, in fabbrica, al petrolchimico di Porto Marghera. Fuori la densa e alta nube nera vista nel cielo anche a distanza di diversi chilometri. Fortunatamente nessuno tra gli operai è rimasto ferito durante il rogo. L'incendio è divampato dalle 11 qui alla ex Alcoa, ora Slim Fusina Rollin, per alcuni laminati che sembra abbiano preso fuoco in seguito dell'olio combustibile caduto su un tracciato su alcuni binari. 7 le squadre, compresa l'autogru dei vigili del fuoco, accorse da Mestre e da Mira con una trentina di uomini. L'operazione di messa in sicurezza della sala macchine dove si producono laminati è durata all'incirca un'ora per spegnere le fiamme con lo spargimento della schiuma al fine di mantenere bassa e sotto controllo la temperatura all'interno dello stabile, spiega il capo reparto di giornata dei vigili del fuoco. Abbiamo salvato tutto il resto dei reparti praticamente. L'operazione da cui si è generato il rogo durante la fase di manutenzione dello sbozzatore, nome del macchinario da cui dipende l'intera produzione di fabbrica, che opera per lo più per i cantieri navali ma anche per il Ministero della Difesa. Macchinario che il fuoco ha reso al momento fuori uso, spiega sempre il capoturno di giornata dei Vigili del Fuoco. È stato compromesso, adesso abbiamo le squadre NIAT che stanno arrivando sul posto per fare la verifica proprio dell'incendio in se stesso praticamente. Che tipo di squadre sono? È una squadra investigativa, antincendio, cose del genere, quindi è anche il funzionario di guardia che è quello che dopo dovrà fare tutta la relazione. L'ex presidente del Venezia, Maurizio Zamparini, è stato operato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Dato in un primo momento in gravi condizioni, l'imprenditore, secondo quanto trapela, sarebbe stato dichiarato fuori pericolo pur rimanendo in una situazione delicata. Zamparini, che ha compiuto 80 anni a giugno, a ottobre aveva sofferto la tragedia della scomparsa del figlio Armando, trovato senza vita in una stanza a Londra. Per noi ancora cronaca, subito dopo la pubblicità, fra poco.
Di nuovo in studio per andare a Padova e raccontarvi la storia di un parroco detective. Per entrare di notte nel patronato di San Carlo, all'Arcella, rubare 200 euro dalla cassa del bar, un monopattino e qualche birra, un ladro ha scassinato in tutto 3 infissi. Più alti i danni del bottino, ma soprattutto uno schiaffo morale, ci tiene a dire il viceparroco, fatto a un ambiente utile a tutta la comunità. Perciò, tramite le immagini che abbiamo colto, abbiamo creato un identikit e l'abbiamo distribuito spedito nei vari gruppi WhatsApp di giovani, dai 16 anni ai 35, e anche perché erano i giovani stessi che chiedevano se potevano fare qualcosa. Finché un giovane, finché era in macchina passando, gli è sembrato di aver riconosciuto questa persona, mi ha chiamato, l'ho raggiunto, anche a me sembrava che fosse proprio lui, abbiamo chiamato il 113, è arrivata una volante e l'hanno portato in questura per identificarlo. Ecco. Una vera e propria indagine avviata anche grazie al cospicuo numero di telecamere che ci sono dentro e fuori l'oratorio. Dal video si è potuto ricavare un identikit dell'intruso con capelli lunghi, la corporatura identificabile, giubbotto e scarpe pare piuttosto originali. Il tam tam digitale ha fatto il resto. Il sacerdote ha poi gestito il rapporto con le forze dell'ordine anche con la denuncia dell'arrestato. Una indagine parrocchiale che non ha voluto essere ovviamente una caccia all'uomo. Non abbiamo messo alla gogna a nessuno, non abbiamo pubblicato nessun tipo di immagini, abbiamo cercato semplicemente di individuare chi potesse essere stato e tutto qui, ecco. Natale amaro per Caroline Smith, la nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle che vive a Vigonza e ha scoperto che qualcuno ha sparato al suo cane. Abbiamo scoperto che qualcuno ha sparato lui. Allora, chi tocca gli animali, chi tocca i bambini sono proprio pezzi di Un video per raccontare cosa è accaduto al suo cane. La giudice di Ballando con le Stelle, Caroline Smith, in un video pubblicato sui social ha denunciato che qualcuno ha sparato al suo cane Labrador Mikey. La Smith abita da anni a Vigonza con il marito padovano. Rientrata a casa per le vacanze di Natale dopo la fine del programma di successo condotto da Milly Carlucci, ha scoperto che uno dei suoi cani zoppicava e così è corsa dal veterinario che ha trovato alcuni pallini di piombo nella zampa di Mikey. Indegnata, Caroline Smith ha raccontato i dettagli della brutta vicenda sui social per cercare di trovare il responsabile di questo gesto vile. Chi conosce Mikey è il cane, crede, più buono del mondo, non fa male a nessuno, ha fatto giro di casa nostra dell'esterno perché noi siamo in mezzo ai campi e qualcuno vicino a casa mia con un fucile sicuramente perché c'è le pallottole piccoli all'interno della gamba. Quella lì per gli uccelli, anetre o qualcosa così, ha sparato il cane mio e crede che ha sparato anche il cane di mio cognato. Nonostante la sua voce calma, la Smith non nasconde la sua rabbia e dice di avere anche un'idea di chi possa essere il colpevole ed è pronta a denunciare. Se qualcuno che è vicino a casa mia lo sa chi è, dimmelo. Perché io lo faccio sapere lo stesso, però dimmelo, è meglio, ok? Se no veramente la faccio, lasciamo stare, guarda che faccio, devo trovare questa persona, ok? Ho un'idea chi è, so sta attento. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione, c'è il meteo, buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al meteo. Prosegue l'afflusso di aria umida di origine atlantica. La caratteristica meteorologica saliente sarà la frequente nuvolosità. Insomma, il sole sarà ancora latitante. Il dettaglio di martedì 28 dicembre. Sul Veneto cielo diffusamente coperto con nebbie sparse in pianura, specie nelle ore più fredde. Localmente saranno anche fitte e persistenti. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Qui non si esclude anche qualche fiocco di neve e sulle prealpi qualche goccia di pioggia dopo il tramonto.
Temperature con andamento piuttosto irregolare, saranno ancora in lieve aumento, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo grigio e coperto sin dal mattino. In serata poi sarà possibile qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, nebbie anche persistenti sui settori meridionali, ampio soleggiamento invece sulle aree di confine. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.